Allora, diciamo, innanzitutto facciamo un po' un'introduzione sulle acque correnti di tutta la regione. Sì. C'è una netta differenza appunto tra, come hai detto tu, come tu hai già anticipato, tra acque della montagna e acque della pianura, quindi fiumi della pianura e risorgive che non sono il tema di stasera per quanto interessanti. Certo. In montagna invece possiamo trovare, io direi, tre tipi fondamentali di acque correnti. Allora abbiamo i ruscelli, abbiamo i torrenti delle valli laterali, dirò fra un momento cosa si intende, e i torrenti del fondovalle, delle valli principali della nostra montagna. Allora, parlando dei ruscelli, abbiamo i ruscelli che scendono direttamente dalle sorgenti, sono corsi d'acqua di piccole dimensioni, però già variegati al loro interno. Se scorrono su, diciamo, zone prative o torbiere, per esempio, si trovano dei begli esempi vicino Fusina e Torbiera Sichiza, sto dicendo, oppure nei dintorni del Passo Pramolo, sono ambienti ricchi dal punto di vista faunistico. Al contrario, spesso e volentieri sulle nostre montagne invece troviamo situazioni con povertà di fauna, in quanto il russelletto scorre, diciamo, su un terreno prevalentemente roccioso e povero in nutrienti. I ruscelli di dimensioni più grandi sono ambienti decisamente variabili. Nel giro di pochi metri si passa da zone con un'elevata velocità di corrente o salti d'acqua e cascate a zone con delle pozze, diciamo delle vasche naturali piuttosto scenografiche anche per l'escursionista, direi. Sì. E il biologo ovviamente guarda il suo complesso del corso d'acqua e trova in questi habitat una ricchezza di fauna notevole. I torrenti delle valli laterali, faccio un esempio tanto per capirci, il torrente Resia o l'alto corso del torrente Torre, sono torrenti, scusate, con, diciamo, un alveo già mediamente ampio, diciamo una decina di metri, e una portata d'acqua abbastanza costante nel corso dell'anno, anche se con le dovute variazioni dovute alla piovosità, come già anticipavi tu, il tema di stasera con la pioggia che abbiamo in questi giorni, vero? In questi corsi d'acqua troviamo pozze profonde, zone con acque più basse, diciamo, ma veloci, e l'alveo è completamente coperto dall'acqua. È il regno della trota, diciamo, per chi ha passione di pesca. I torrenti delle valli principali, torrenti, sì, noi li chiamiamo geograficamente il fiume Tagliamento, il fiume Fella, anche se dal punto di vista, diciamo, idrologico e idrobiologico sono ritenuti, scusate, torrenti. Ecco, l'alveo in questo caso si amplifica notevolmente, si amplia per decine di metri e il letto è costituito da ghiaie sottili. Quello che è interessante poi è che l'acqua occupa solamente una piccola percentuale dell'ampiezza totale e scorre con una o più lame addirittura d'acqua. Questi fiumi sono, diciamo, degli ambienti piuttosto variabili rispetto a quelli di cui parlavo in precedenza, in seguito alle piene rovinose che spesso si susseguono, diciamo intervallate da delle secche prolungate al contrario. Questo condiziona notevolmente la vita in questi habitat, anche se abbiamo della fauna comunque interessante, sono degli ambienti delicati dal punto di vista comunque complessivo. Il fatto quindi di usare il termine indifferentemente torrente, ruscello, bisogna stare attenti. Insomma, certamente, no? Io non ho usato i termini tecnici per, diciamo, per farmi comprendere da tutto il pubblico. In realtà ci sono termini scientifici. Certamente, no? Bisognerebbe usare dei termini più appropriati. Comunque per, diciamo, curiosità possiamo dire che la zona della sorgente viene definita crenal e la zona successiva è il ritral per gli idrobiologi, ma è un termine molto ampio. Io ho già parlato di ambienti diversificati anche all'interno del ritral. I ruscelli parliamo di epiritral, poi di metaritral e di iporitral, come dicevo il tagliamento facciamo da circa Socchieve fino allo sbocco nella valle, fino allo sbocco, ecco, della sì. pianura, esattamente. Sono chiaramente termini riservati proprio agli esperti.